siamo tutti favorevoli a energie rinnovabili, ma queste non possono prescindere dalla sicurezza ambientale e da eventuali ristori per un disagio ambientale che subiscono gli enti locali. Per cui faremo tutte le analisi del caso. Abbiamo ascoltato oggi i commissari presenti qui nella commissione presieduta da Calzavara, abbiamo ascoltato i tecnici, ci sono delle forti perplessità, delle forti preoccupazioni, quindi noi prima di rilasciare concessioni abbiamo il dovere civico di fare queste valutazioni. Io da vicepresidente della provincia di Padova ho fatto il piano provinciale energetico e credo che la Regione meriti un piano energetico all'altezza del ruolo che ha. Tra l'altro il piano che è presente qui non approvato mi sembra comunque un piano ben fatto, adesso ovviamente andrà analizzato e aggiornato, però mi sembra che il lavoro fatto sia un buon lavoro, quindi partiremo da quello per dare la possibilità poi al Consiglio di votare un nuovo piano regionale energetico. È stato molto positivo l'incontro voluto oggi in Consiglio regionale rispetto alla conoscenza della situazione. Quello che è emerso dalle relazioni dei tecnici, dei geni civili, è che l'Adige ha un equilibrio estremamente delicato, c'è un'erosione continua del fondo e quindi un rischio anche per quanto riguarda con gli argini nell'innalzamento eventuale del livello dell'acqua, e quindi ciò di fatto impedisce in questa situazione di poter approvare nessun progetto di diga, perlomeno rispetto a quelli presentati, che interessano soprattutto il territorio di Verona. Ho chiesto l'impegno dell'assessore di utilizzare questi dati nel tempo più breve possibile per presentare la pianificazione regionale energetica e ambientale su questo tema, anche perché dall'altra parte dobbiamo dire con chiarezza alle aziende che investono denari in progettazioni che è inutile che lo facciano, perché di fatto la situazione ambientale impedisce poi di fare la realizzazione. La nostra posizione è nettamente contraria a queste ipotesi molto invasive di intervento per la produzione seppur di energia rinnovabile, ma che mette a rischio un territorio e si intreccia anche con problematiche non solo di sicurezza idraulica ma di carattere ambientale che occorre tenere in debito conto. Pensiamo a tutte le ricadute a valle sul delta del Po e sulla foce dell'Adige. È emerso chiaramente da questa visione complessiva come non ci siano rischi incombenti, in quanto la Giunta ha assicurato anche il massimo di impegno di monitorare questa situazione perché non si facciano questi interventi invasivi, ma ha anche preso l'impegno di accelerare sull'approvazione del piano energetico, perché è da lì che deve discendere una visione complessiva della gestione del territorio su situazioni complesse quali quella della gestione dei fiumi in particolare, rispetto alla quale dobbiamo avere il massimo di attenzione.